Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Franco Sarnari si è spento nella propria casa a Gerrantini. Nato a Roma il 3 marzo 1933, Sarnari aveva scelto di vivere in Sicilia all'inizio degli anni 70, lasciandosi alle spalle un mondo artistico nel quale aveva trovato ampia affermazione e riconoscimento, essendo riconosciuto come un maestro della pittura contemporanea italiana. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è impegnato da ieri fino a domani, domenica 6 novembre, nell'esercitazione Sisma dello Stretto 2022 con l'obiettivo di testare la risposta operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile in caso di un evento sismico in un'area ad alta pericolosità. Per i soccorritori del Corpo Nazionale verrà allestito un campo base nella zona industriale del comune di Campo Calabro. Sono arrivate oggi al porto di Augusta 2 navi con a bordo 147 migranti e 2 cadaveri. I profughi sono stati messi in salvo grazie all'imbarcazione Jean-François Denot e la petroliera Zagara. Riccardo Gatti, il responsabile delle operazioni di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Geo Barents, si è espresso riguardo la lunga attesa con cui i migranti stanno facendo i conti per ottenere l'autorizzazione allo sbarco. Prosegue il maltempo in Sicilia. Per domani, domenica 6 novembre, si prevedono precipitazioni, soprattutto sulla Sicilia centro-settentrionale. I rovesci si abbatteranno con maggiore intensità nella zona nord-orientale, ma non mancheranno piogge nemmeno sul versante occidentale. Catania e Siracusa risulteranno essere le province più calde, con massime di 21 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà lunedì alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.